Beh, innanzitutto un cambiamento radicale che in città dopo 100 anni non era mai stato fatto, cioè l'avvio della raccolta differenziata, dove dopo un anno quasi e mezzo siamo arrivati quasi al 40% della raccolta differenziata, un'attività nuova che è stata portata in città dopo 100 anni di diciamo, gestione dei rifiuti in maniera ovviamente per come ai tempi la legge imponeva. Oggi una nuova era è partita per la città, ancora c'è tantissimo da fare anche perché è un cambiamento epocale, è un cambiamento rivoluzionario, un cambiamento ovviamente anche culturale che la città nel corso ovviamente di questo anno e mezzo ha subito. Molto deve essere fatto soprattutto per quello che riguarda un'educazione, per quello che riguarda i giovani, dei programmi nelle scuole e poi, cosa che è stata spezzata durante ovviamente la sindacatura pugliese, è l'attività di repressione che era incominciata con quasi 12.000 verbali che sono stati fatti nelle zone del nord, del centro e del sud per andare a reprimere quei fattori di mala gestio da parte dei cittadini, di conferimento in maniera ancora illegittima che purtroppo si è perpetrata nel corso di quest'anno e mezzo e che deve essere spezzata. Quindi una nuova attività volta sia all'educazione del cittadino che ovviamente anche grazie all'ausilio della polizia locale, la quale ha effettuato nel corso del mio governo come assessore ai rifiuti e alla polizia urbana un'attività di monitoraggio, repressione, soprattutto di contravvenzione di tutti quei cittadini sia catanesi che fuori dalla città, quindi ovviamente gli abitanti dei comuni limitrofi dove la percentuale di rifiuti differenziati è quasi arrivata al 70-all'80% in alcuni paesi vicino ovviamente alla nostra cintura, però poi ovviamente venivano a gettare quando ancora vi era il sistema di cassonettistica il rifiuto in città. Si possono prevedere e si devono prevedere tante attività soprattutto per quelle sacche di popolazione che ancora sono più refrattarie alle regole e che ancora non hanno ben inteso il senso della raccolta differenziata. Immaginare ovviamente un nuovo piano di spazzamento per quello che riguarda la città che già è a un livello diciamo decente e molto più decente rispetto al passato, aumentare le frazioni per quello che riguarda le attività commerciali, il ritiro delle frazioni, aumentare i piani di spazzamento per quello che riguarda il centro della città, specialmente nella fascia della Movida dove è ormai agli occhi di tutti che Catania come città metropolitana attira un flusso turistico non indifferente, quindi nel centro della città si va a conglobare non solo la parte di popolazione fisica che risiede, cioè quasi 160.000 cittadini, ma da considerarla più del doppio in quanto tra turisti, tra la movida, tra le persone, i ragazzi che scendono dai paesi per il venerdì, sabato e la domenica, tra i centinaia e i migliaia di attività commerciali, discoteche, ovviamente il flusso di persone che insiste nella parte del centro della città ovviamente è ancora più maggiore. Durante il mandato abbiamo sviluppato insieme all'Associazione dei Residenti, alla Polizia Locale e anche alle altre forze dell'ordine un piano per il centro che aveva incominciato a prendere una forma. Più sicurezza per i cittadini, maggiore rispetto delle regole, queste sono le attività che avevamo posto in essere con delle pattuglie che specialmente per il venerdì, sabato e la domenica erano fisse in loco tra Piazza Scamacca, via della Loggetta, via di San Giuliano, rispettando ovviamente sia la viabilità anche per consentire le vie di fuga ai mezzi di soccorso, ma anche per il rispetto delle regole, per dare a questa città una dimensione, specialmente in un centro che è meravigliosamente importante e stupendo, deve essere rispettato. Quindi il diritto al riposo da parte dei residenti, ma anche il diritto per le attività commerciali in maniera sana di esprimere ovviamente il loro potenziale e da offrire alla città sempre maggiori servizi. Noi aspettiamo le direttive da parte del Partito Nazionale. Il Presidente del Consiglio, l'onorevole Meloni, ovviamente in questo contesto sta insieme ai quadri dirigenti sia catanesi che regionali vagliando l'idea della prospettiva della città di Catania per quello che riguarda la sindacatura. La sindacatura ovviamente spetterà a Fratelli d'Italia, stiamo aspettando da qua a qualche ora ovviamente il nome del candidato sindaco che il nostro partito metterà in campo.